La fine di una civiltà non è quasi mai avvertita da coloro che la vivono direttamente. La fine di una civiltà si rivela dallo scadere dei vecchi principi su cui si reggeva, ma anche dagli atteggiamenti più banali della nostra quotidianità. La fine di una civiltà prevede da sempre l'invasione di orde barbariche che si insinuano nelle strutture portanti e a poco occupano tutti i posti di potere. Tanto più l'uomo cosiddetto civile è stanco ed esangue, tanto più è certa e inevitabile la vittoria dei barbari. E occhi abbaianti e capelli smaglianti e denti sbiancanti e unghie brillanti e abiti firmanti, autofiammanti. C'è chi si mette degli occhiali da sole per avere più carisma e sintomatico mistero. Immagine di tendenza, effimera esistenza. E intanto i barbari, arrivano i barbari, e intanto i barbari, arrivano i barbari. Colorate, serate affollate, facce idolatrate, e notti esagerate, e facce fotografate, e i social documentati. Immagine di tendenza, routine di appartenenza. E intanto i barbari, arrivano i barbari, e intanto i barbari, arrivano i barbari. Ma chi sono i barbari? Dopo ve lo dico, i barbari. E avete voglia di mettervi profumi e deodoranti e fanghi e massaggi e creme e tatuaggi e palestre e muscoli senza tabù. Siete come sabbie mobili tirate giù. Corpi di gomma plastochirurgia, bambole di carne una botta e via. E intrugli sotto pelle, e ciglia decorate, e oli sulla pelle, e pelli depilate, e labbra pronunciate per parole mai parlate. E zigomi livellati, ologrammi di sopracciglia, e nasi sagomati per strisce di meraviglia, e seni e curi e cosce da modellare, e stucchi e siliconi da restauro imperiale. Che certo il vostro nuovo modo di essere potrebbe dar vita a un nuovo dottor Frankenstein. Immagine di tendenza è un corpo in scadenza. E intanto i barbari, arrivano i barbari, intanto i barbari, che paura i barbari. Ma chi sono i barbari? Fra poco ve lo diciamo, i barbari, i barbari. E poi il bingo, il gratta e vinci, le scommesse, un po' di buonismo, di beneficenza, le sante messe, e le benedizioni, le televisioni, le competizioni, un po' di talent te fanno fesse e contente. D'altronde, caro Davide Campisi, lo sai benissimo, in questa allegra esibizione ognuno è artista come può, come gli viene. E d'altronde siamo figli delle stelle, pronipoti di Sua Maestà il danaro. Una giornata al tempio del successo, al centro commerciale, il 3x2 delle emozioni è il senso del possesso virtuale. Sono le nuove piazze dell'originale. L'ha detto anche il telegiornale. Immagine di tendenza, misera sopravvivenza. Immagine di tendenza, misera sopravvivenza. E devo dire che siamo bravi. Siamo proprio bravi, che diamo il nostro contributo, il nostro aiuto festoso e originale alla caduta del cosiddetto impero occidentale. E intanto i barbari, arrivano i
come noi suoniamo i barbari, da come noi mangiamo i barbari, da come noi vestiamo i barbari, da quello che pensiamo, da quello che diciamo, i barbari. Sì, e chi sono i barbari? Ora ve lo dico, i barbari. Eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua, i barbari, i barbari. Fa un certo effetto non capire bene da dove nasce ogni tua reazione. E tu stai vivendo senza sapere mai, 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 nel tuo profondo quello che sei. I mostri che abbiamo dentro, signore e signori, crescono in tutto il mondo. I mostri che abbiamo dentro ci stanno devastando, signore e signori. I mostri che abbiamo dentro, che vivono in ogni mente, che nascono in ogni terra, signore e signori, inevitabilmente ci portano alla guerra. Inevitabilmente ci portano alla guerra. Bella figliola che te chiama Rosa, bella figliola che te chiama Rosa. Chi lo giorna davani, chi lo giorna davani, chi lo giorna che non si schiava. Bella figliola che te chiama Rosa, bella figliola che te chiama Rosa. Ce ne chiama tutte e due, ce ne chiama tutte e due, ce ne chiama dove non c'è sta guerra, a dove non c'è sta guerra.
Bravi.